E anche questa mattina con questa musica dolcissima, con questi bravi ragazzi bravi che abbiamo, che li fanno vedere poco, che si impegnano, che studiano, che crescono con i valori, perché sono questi gli esempi che dovremmo vedere, dovremmo sentire. E do subito la parola, visto che è già collegato, al nostro Rinaldo da Venezia, prima di presentare gli ospiti, perché anche voi siete i protagonisti. Cosa vuole dire Rinaldo questa mattina dopo aver sentito questa musica meravigliosa sulle note di Ennio Morricone? Prego Rinaldo. Se bevesse il caffè di sicuro, guarda. No, Mirella, sono qua che ti aspetto. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella, e buongiorno a tutti, anche ai tuoi ospiti e anche a chi che da dire le quinte te danno a mano. Sì, tutti bravi fiori anche qui. Mirella, siamo di passare un momento bello e particolare. I politici più compra case, si compra ville, questo e quello, questi i nostri, perché non lavora, non produce niente, cosa fai? Non c'è in fabbrica chi fa pili, va bene, non importa. I gratuitori, i fattuitori, gli altri non serviamo niente. Questa è la differenza, che quello che so mia vita che ho passato io. Ne ho passate tante, che potrei scrivere un'enciclopedia. Sono stato su un mercato una vita, Mirella. Chissà cosa che vuol dire a stare su un negozio. E cosa vuol insegnarmi agli altri? I fiori giovani, i gratuitori, i fattuitori. Ma la vita non c'è, qui a chi ne fa vedere ori. E la vita è da tante sfacciature, nella vita ti dà del bene, del male, però ti va avanti, l'importante è che arrivare. E adesso mi voglio dire a tutti i nostri vecchiotti che hanno una certa età, a tutte le persone che ho conosciuto tramite te, che hanno avuto disgrazie, che hanno avuto problemi, non state preoccupare ragazzi, che ne avanti io stesso, e brave persone, va sempre avanti. Sa per cosa? Perché noi altri siamo buoni a accontentarci nel senso, se avevamo 1 milione, mangiamo per 1 milione, se avevamo 1.000, mangiamo per 1.000. Non abbiamo da arrivare per forza, non abbiamo una famiglia che ne vuol bene, che ne sta Dio. Adesso non ho problemi perché sono mai articio, però ho tutti i miei fiori, i miei mattina, le mie cose, non si mena bene. Capito, Mirella? Sì, adesso ti ringrazio perché fammi andare avanti. Grazie invece Rinaldo veramente del tuo supporto tutte le mattine, anche con le tue riflessioni che fai a voce alta, avendo anche molta esperienza alle spalle, avendo toccato con mano un po' tutti i settori, perciò ti ringrazio Rinaldo veramente per queste telefonate. Lo presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Enzo Andretta, presidente consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Treviso. Ecco proprio il braccio destro e sinistro anche della Mirella sul volontariato. Quando io sono in difficoltà chiamo questo presidente che dice sempre sì, con 1000 problemi, 1000 impegni, però riesce sempre a cercare di aiutare nel possibile la Mirella, ed è stato un aiuto enorme, fondamentale in occasione della raccolta dei farmaci per i bambini con la Fondazione Rava. Assieme devo ringraziare a Moreno Favaretto, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, grazie anche a Moreno Favaretto, a questa associazione dei Vigili del Fuoco sempre in prima linea. Capite l'importanza veramente di avere queste figure all'interno delle farmacie. Dopo vedremo anche il servizio, abbiamo raccolto tantissimo, hanno coperto 16 farmacie per ben una settimana, perciò io penso che più di così non potevano dare. E saluto anche il professor Guido Forni, immunologo dell'Accademia dei Lincei. Grazie professore anche a lei di essere qui per capire le nuove terapie tumorali. Purtroppo questo tumore che è difficile sconfiggere, ma molti siete riusciti a farlo, veramente ormai non è che faccia più paura come una volta la parola tumore, cancro. Grazie alla vostra professionalità, alla scienza, alla ricerca non finiremo mai di ringraziare, anche perché sono colpiti specialmente anche molti giovani, e capite bene l'importanza di queste
figure. Allora partirei proprio da lei, professor Forni. Cosa vuole dire questa mattina? Ecco, si chiude il 2025, tutti si lamentano dei pochi fondi alla ricerca, invece importantissima, fondamentale per le cure, questa popolazione diversamente giovane che quando ha queste malattie viene curata benissimo negli ospedali, perché lo dicono, è dopo quando escono dall'ospedale che diventa una tragedia per essere accompagnati anche a fare delle terapie importanti, ma cerchiamo di capire per vedere come risolvere il problema. A me mi interessa capire le nuove terapie antitumorali. Prego, professor Forni. Guardi, la grande scoperta di questi anni è che il nostro sistema immunitario, che è un sistema potentissimo di difesa, come ci difende dalle malattie infettive, così ha un ruolo molto, molto importante nel difenderci dai tumori. Ma allora, come mai vengono fuori i tumori? I tumori che riescano a svilupparsi sono quelli che a un certo punto elaborano dei segnali che dicono al sistema immunitario: fermati, me non mi devi uccidere, dei segnali di stop. Per cui i premi Nobel Jim Allison e Tashiko Honio di 2 anni fa hanno scoperto questi segnali, hanno capito che i tumori possono bloccare la reattività immunitaria. Quindi era inutile attivare sempre di più la reazione contro il tumore, perché tutte le volte che arrivavano questi linfociti pronti a uccidere e bloccare il tumore, questi venivano spenti da questi segnali fisiologici che dicevano: non mi uccidere, me non mi devi toccare. Oggi, grazie a questi studi, si sono messi a punto degli anticorpi, chiamati anticorpi monoclonali, che nascondono, mascherano questi segnali. E quindi una delle nuove terapie che ha più successo in questo momento è nei pazienti che hanno già avuto le terapie tradizionali e che da lungo tempo stanno lottando contro il tumore. In molti casi si ha la somministrazione di questi anticorpi monoclonali che nascondono i segnali di stop e permettono al nostro sistema immunitario di aggredire e uccidere il tumore. Professore, il problema prego. è che questi anticorpi che vengono usati hanno un costo molto elevato. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale si trova di fronte a dei costi estremamente elevati. Ogni iniezione di questi anticorpi costa tra i 500 e i 1000 euro e quindi una persona che fa un ciclo di questa terapia costa al Servizio Sanitario Nazionale circa 100.000 euro. Poi ogni regione riesce a fare degli accordi differenti e magari più vantaggiosi, ma ci troviamo di fronte a nuove terapie estremamente costose. Professore, però allora la domanda cade a pennello, nel senso che la ricerca, la scienza e la sanità ha bisogno di investimenti potenti, perché la ricerca, lei l'ha fatto capire molto bene, se tu investi riesci a dare dei frutti miracolosi, meravigliosi, ecco, per sconfiggere e combattere anche questi tumori. Il problema è quanto la politica crede nella ricerca, investe nella ricerca, perché è fondamentale, sono tantissimi soldi, ma come si trovano per certe cose, io sono convinta, siccome è la salute pubblica, è il bene della comunità totale e dovrebbe essere al primo posto, io penso che queste risorse potremmo anche
trovarle. Il problema è capire dove si vuole andare a parare e qual è l'obiettivo. L'obiettivo, e adesso chiedo anche al nostro Enzo Andretta, presidente di questa consulta delle associazioni, andiamo a vedere anche questo video, l'importanza di avere i farmaci, queste famiglie che non hanno la possibilità di comprarli, di avere questi prodotti perché mancano i soldi. Grazie alla Fondazione Rava, non solo a livello nazionale ma a livello mondiale, ha creato questa possibilità di fare queste raccolte nelle farmacie e donarle alle persone che hanno bisogno tramite i banchi solidali. Ecco, anche il mio, anche il nostro, il vostro ha fatto questo e fa questo da tanti anni e veramente la raccolta è stata grande. Allora andiamo a vedere prima la raccolta e dopo quello che abbiamo raccolto. Prego. Se vuole prendere dei prodotti della farmacia per i bambini o delle famiglie che ne hanno bisogno e metterlo nel carrello blu. Va bene. Ci sono sciroppi, tachipirine, sì, quelli che cito alla farmacia per i bambini. Quali sono le conseguenze che un evento drammatico come essere testimoni di un incidente può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ecco, è saltato, la sentiamo intanto che riprendono il servizio. Allora, Enzo Andretta, abbiamo visto, poi vedremo anche la raccolta totale di tutti questi scatoloni. Ecco, sono anni ormai che aiuti Mirella, nel vero senso della parola, con le associazioni che poi elencherai, perché bisogna avere anche il diritto e il dovere di dire grazie a queste associazioni. Ecco, cosa ti rimane alla fine di questa raccolta? Beh, sicuramente è una grande gioia, perché abbiamo visto veramente tanta gente donare col sorriso e donare col cuore, quindi è un'operazione che ha un buon scopo, un buon fine e la gente è molto coinvolta, quindi un buon risultato ottenuto e quindi, ripeto, dà gioia a questa raccolta che è stata fatta. Allora, dobbiamo anche ringraziare la professoressa Ferraro, questa dirigente, perché coinvolge i bambini, i ragazzi. Ecco, come li hai visti questi bambini nella raccolta, durante la raccolta? Beh, molto coinvolti, questo sì, era una gioia vederli. All'inizio erano un po' così titubanti, però quando hanno cominciato a parlare con il pubblico è stato qualcosa di coinvolgente. Tant'è vero che un'ora che sono stati là è volata, non volevano più rientrare in classe addirittura e quindi sarebbero rimasti là con noi a lavorare ancora. Avete capito questi bambini a quanto piacerebbe loro essere intrigati nel mondo del volontariato, partecipare, ma essere loro i protagonisti, sì. Non seduti ad ascoltare. Ascoltano già a scuola, poi li impieghiamo in cose utili per la comunità. Chi è che vuoi ringraziare, Presidente? Allora, abbiamo una lista di associazioni e persone che ci hanno dato tanto veramente. Alcune sono state anche decimate purtroppo dall'influenza, quindi abbiamo avuto dei buchi su alcune farmacie, ce ne dispiace. E vorrei iniziare dalla Manuela Beni con la sua associazione che fa parte del Silea del Parco dei Moreri, poi l'Aido Treviso Silea, gli scout adulti di Treviso, l'associazione volontari Vigili del Fuoco, la banda cittadina Visentin, che è stata tra i primi a dare il loro consenso, i combattenti reduci Monigo, l'associazione culturale paracadutisti Dea Bellona di Montebelluna e appunto il quinto circolo didattico, l'Angela Ferraro, il dirigente scolastico che ogni anno è sempre disponibile, sempre disponibile. Sentiamo anche Moreno Favaretto, questa raccolta la sera quando si tornava a casa, cosa rimaneva nel cuore, lo stato d'animo? Prego Favaretto. Niente, una grande soddisfazione, un po' di fatica, ma perché tutto questo ci dava e ci riempiva di gioia anche famiglie del quartiere che all'inizio erano un attimo perplesse, poi invece... E così dal primo giorno, e noi abbiamo fatto tutta la settimana completa perché pareva che ci mancasse qualcosa e vedevamo e ringraziavamo tutti quanti perché, le dico, era una cosa veramente voluta, sentita
in un primo momento titubante, ma poi loro decidevano magari qualcosina di poco, ma si privavano per donarlo a questi bambini. Sentite che bello sentire anche queste emozioni. Professor Forni, secondo lei quanto è importante coinvolgere anche i bambini fin da piccoli anche con i farmaci, capire che sei all'interno di una farmacia dove ci sono medici che possono spiegare, come ha sentito questi bambini che sono intrigati, non ci sono solo i giocattoli, io posso divertirmi, posso anche crescere capendo l'importanza della donazione. Cosa dice, professore? Ma che bellissimo vedere come la comunità partecipa di fronte a questo problema dei farmaci. Però sui bambini io vorrei raccontare ancora una delle più nuove terapie e più rivoluzionarie che sono state messe a punto adesso. È questa dei linfociti CAR-T. Non so se ne avete mai sentito parlare. È una terapia che si fa nei bambini con delle malattie del sangue quando hanno già usato tutte le terapie normali e sembra che ormai la battaglia non sia più combattibile. In questo caso si prendono i linfociti dei bambini e si aggiunge si modificano in maniera che siano molto più bravi a uccidere il tumore. Si mandano in ditte specializzate nel modificarli e vengono rimessi una volta sola nei bambini e questi nel 70-80% eliminano per sempre malattie che ormai avevano raggiunto un livello incurabile con la terapia tradizionale. Ma qui nasce un altro problema elevatissimo. Fare questo, ingegnerizzare, modificare, personalizzare i linfociti di ogni bambino a reagire contro quel particolare tumore del bambino, costa un mucchio di soldi. Quindi ogni terapia di questo genere costa tra i 400 e gli 800 mila euro. 400 e 800 mila euro che in genere il Servizio Sanitario Nazionale riesce a coprire fino a quando i casi sono abbastanza limitati. E il Servizio Sanitario Nazionale in questo caso, oltre a studiare ogni caso, ha trovato un modo per pagare queste cifre elevatissime, dove a questo punto la comunità non riesce più a coprire, ad aiutare a coprire, perché parliamo di cifre veramente impossibili per una famiglia o per una comunità, a fare che il costo di questa terapia rivoluzionaria e particolarmente efficace, sia in parte coperto all'inizio e in parte coperto solo se la terapia ha portato all'eliminazione della malattia, cioè ha salvato per tutto il resto della sua vita quel bambino verso quel tumore che altrimenti sarebbe stato considerato non curabile. Senta, professor Forni, se adesso davanti a lei avesse la comunità europea tutta, avesse i grandi della terra, cosa direbbe a queste persone che sono loro che decidono? Abbiamo visto con i vaccini, quando hanno preso paura di morire, allora hanno investito e sono arrivati i vaccini, i ricercatori sono riusciti a fare rete e in pochissimo tempo non un vaccino ma più vaccini sono riusciti veramente a salvare le vite. Ecco, cosa direbbe in questo momento dove lei ci sta spiegando dove è arrivata la scienza, la ricerca, la tecnologia a queste persone? Perché sono loro che muovono questi milioni, miliardi di euro. Sì, è un discorso molto complicato e difficile, però c'è anche un discorso più realistico che è quello della nostra comunità, del nostro Servizio Sanitario Nazionale.
mentre i grandi della terra hanno le loro idee e sono difficili da influenzare, la politica può sempre meglio cercare di gestire i fondi del Servizio Sanitario Nazionale e rendere la risposta più efficace. Lei deve pensare che questa terapia, che sembra avveniristica, di ingegnerizzare i linfociti, viene fatta abitualmente in Veneto. A Padova conosco i laboratori che creano questi linfociti ingegnerizzati, li spediscono alle ditte e li rimettono dei bambini, e credo che ci siano altri centri in Veneto che fanno questa terapia. Quindi non parliamo di qualcosa avveniristico, parliamo di qualcosa che c'è, sono pochi i casi in cui si può fare, ma i costi sono imbarazzanti, mettono dei problemi etici veramente difficili da risolvere. Vede professore, il problema è che io sento, purtroppo, essendo in mezzo a tante persone, a tante realtà, che noi abbiamo tanti soldi del PNRR da spendere e non riusciamo neppure a spenderli. Si stanno spendendo montagne di soldi, glielo dico per cosa sicura, su cose che non sono necessarie, non salvano la vita delle persone, non aiutano le famiglie, però aiutano una certa politica ad emergere, a dare visibilità dove vogliono loro, a fare quello che vogliono loro. Ecco, le sue parole mi fanno pensare a quei bambini che io ho visto anche morire bambini, professore, perché non c'era la cura. La famiglia non riusciva a sostenere neppure le cure, impensabile. Famiglie distrutte, genitori distrutti, nonni distrutti. Sono dolori che non passeranno mai, sono ferite enormi. Allora io penso che a Natale, oltre la politica a farci vedere le luminarie, le casette di Natale, quei concerti, per carità va benissimo tutto, ma ci facesse vedere anche dove hanno investito per la salute di queste creature, di queste famiglie. A Padova c'è, ma se lei non ce lo dice noi non lo sappiamo. Almeno saperlo, professore. La trasparenza dovrebbe regnare sovrana su quello che c'è nella nostra regione. La regione è potentissima per quanto riguarda i soldi della sanità. I soldi da Roma arrivano alle regioni e ne arrivano tantissime. Capisce che io faccio fatica a dire ma perché non ci fanno vedere? Non è che vogliamo vedere il volto del bambino che soffre, noi vogliamo vedere quella che è la realtà anche della ricerca della scienza, potremmo avere anche meno paura, potremmo trovare anche questi grossi mecenati, che ne abbiamo tantissimi in Italia, che investono di più. Io sono convinta che non sanno neppure, non si preoccupano di capire, di comprendere, perché siamo così. Professore, inutile che ce la giriamo, siamo il popolo italiano, e questo è fatto di un mondo della solidarietà, ma è fatto anche di un mondo di cinici. Io ho avuto un ospite illustre che ha detto: Mirella, scendi a terra da dove stai, perché guarda che i valori non ci saranno più. Non andiamo avanti con i valori, non si può, che regna sovrano è il business. Cerca di capire che non è possibile che tu continui a pensare, ma io continuo a pensare invece, professore, che bene o male qualcosa cambierà. E sa dove sono fiduciosa? Nei giovani. Infatti io darei il voto a loro ai 16 anni, li farei votare, come li mettiamo in strada nel patentino. Aprirei di più gli ospedali a questi ragazzi per far capire cosa c'è all'interno dell'ospedale, ma di questo mi dà ragione anche il professor Gerosa, il professor Cillo, che penso lei conoscano benissimo, e mi hanno anche detto, il professor Gerosa mi ha detto: Mirella, se qualcuno le dice e le risponde che facciamo già, lei dica, che l'ho detto anch'io, che dobbiamo fare di più. È d'accordo, professor Forni? Sì, sono d'accordo, però non è facile. Se lei crea una trasmissione per spiegare le nuove terapie, probabilmente poca gente parteciperebbe a questa trasmissione, la seguirebbe. Cioè non c'è
popolazione italiana molto generosa, che partecipa molto alle varie attività umanitarie, l'interesse a capire. Non è facile. Lei organizza una trasmissione e vedrà che sì, deve trovare dei modi per renderla attraente, perché sennò poca gente la guarda e a un certo punto preferisce cambiare canale, perché i problemi, capire le cose non sono divertenti, sono importanti ma non divertenti, e oggi c'è molta superficialità e molto tentativo di divertirsi, di trovare cose che giustifichino e non andare a fondo del problema. Vede professore, mi dispiace contrastarla, però le posso assicurare che con questa trasmissione che faccio, dove lei giustamente, come tante persone mi dicevano, ma chi inviti? Ma cosa vuoi che capiscano a casa? Ma chi vuoi che ti segua? Invece è l'incontrario, professore, anzi mi ringraziano, mi dicono per fortuna Mirella che ci ha insegnato qualcosa, sono le telefonate che arrivano, sa professore, per fortuna abbiamo capito qualcosa di più che non sapevamo. Sa perché, professore? Perché anche a questi luminari cerco di farli parlare il più semplice possibile. Ecco, le sigle spiegarle, perché sa, tecnologicamente è molto, voi addetti ai lavori, ma uno che ascolta a casa fa una sigla, dice cos'è sta sigla? Io dico per cortesia può spiegare questa sigla? E lo sa che ho un numero enorme di persone, perché è una trasmissione veramente molto seguita da casa, che invece hanno capito, ad esempio la lirica, apro con la lirica, al mattino apri con la lirica, chi vuoi che ascolti la lirica, e invece capisce professore che bisogna osare nella vita, cercare di capire che parti come dice lei magari con 3, ma poi negli anni, io è dal 2014 che faccio questa trasmissione, perciò capisce che adesso posso anche dirlo, parti con 3, ma poi il 3 arriva il 5, ne va via 2 ma ne prendi 1, ne va via 3 ne prendi 5. È solo la questione di osare, di capire che forse non abbiamo un popolo così ignorante, è che bisogna stimolarlo, non parlare solo di quello, come dice lei, ma cercare di alternare con qualcos'altro, sennò giustamente diventa monotono, mi annoio. Ma se io parlo con lei, poi sento i vigili del fuoco che sono amati dai telespettatori, le associazioni combattentistiche, vedo i bambini che raccolgono, forse rimango anche su quel canale. Cosa dice professore? Bisogna iniziare a osare? Assolutamente, questo però è un compito molto suo. Lei deve cercare, voi con la televisione dovete cercare di spiegare sempre di più, far capire qual è il problema, come mai siamo arrivati a questo risultato e come si può applicare e rendere utile alla comunità. Pubblicità che fa anche rima. Purtroppo sono in aumento le famiglie che hanno difficoltà. Noi cerchiamo con questa iniziativa di raccogliere i farmaci per aiutare e dare un sostegno a chi veramente ha bisogno. Nella nostra regione sono in aumento le famiglie e i bambini che vivono in condizioni di povertà sanitaria, privi dei farmaci e dei prodotti essenziali per la loro crescita. Per aiutarli, anche quest'anno è tornata l'iniziativa solidale In Farmacia per i Bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, che coinvolge migliaia di farmacie su tutto il territorio nazionale e di volontari. Abbiamo in questa iniziativa il sostegno dell'associazione AIDO, l'associazione degli Scout, le associazioni Dharma, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per sensibilizzare la gente che entra nelle farmacie a donare. Durante la raccolta dal 13 al 20 novembre sarà possibile donare farmaci da banco pediatrici e prodotti per l'infanzia, come alimenti o articoli per l'igiene, acquistandoli direttamente nelle farmacie aderenti. I prodotti verranno poi distribuiti a minori in difficoltà attraverso enti e case famiglia sostenuti dalla Fondazione. Quali sono i farmaci più richiesti?
Dai sciroppi, dalle tachipirine e poi arriviamo anche agli omogenizzati, i pannolini per i bambini, abbiamo raccolto un po' di tutto. Il fatto che siano famiglie del territorio secondo me è importante perché c'è una collaborazione stretta con associazioni proprio locali che distribuiranno poi i prodotti nelle realtà dove realmente c'è bisogno. Lo scorso anno sono state raccolte quasi 400.000 confezioni in Italia, speriamo di riuscire a superare questo importante traguardo quest'anno. Si è aperto il microfono, questi sono gli scatoloni che abbiamo raccolto di ben 16 farmacie, guardate quanti scatoloni sono arrivati, è la prima volta che li faccio vedere perché siamo riusciti a raccoglierli tutti, fare il giro di tutte le farmacie. Ringrazio anche i miei volontari dei Veneti Schiacciati del Banco Alimentare per questa raccolta che hanno fatto, hanno ringraziato veramente, io ringrazio voi, veramente grazie di cuore, perché sia Farmacia per i Bambini che la colletta alimentare anche quest'anno abbiamo superato le aspettative, perciò veramente un grazie personale da Mirella, a Enzo Andretta, a Moreno Favaretto, a tutte le associazioni che mi hanno aiutato, che hanno aiutato i banchi alimentari e soprattutto a voi che avete donato. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non sei più collegata con i professori, vero? Sì, sì, è ancora collegato. Ah, ecco, no, perché è tanto che sono in attesa. Lo so Paola, vai. No, non ti preoccupare, ci mancherebbe altro. Allora, da casa, cioè è chiaro che per noi sono lezioni di vita questa possibilità, però per il nostro parere è anche molto difficile poter interloquire, soprattutto perché il tempo è quello che è. Comunque sicuramente questi farmaci biologici sono costosissimi, ma perché non viene mediato il prezzo? Perché vediamo, basta ciappare in mano qualsiasi classifica, l'incremento miliardario che le ditte farmaceutiche hanno annualmente, è spaventoso. Quindi vuol dire che non hanno il giusto guadagno, ma hanno dei proventi mostruosi, quindi qui sta sia sicuramente alla politica poter mediare il prezzo, a meno che malignamente non abbiano degli interessi, che ormai è decenni che purtroppo ogni tanto vengono fuori queste cose, ma anche i medici stessi dovrebbero dare il loro apporto in modo che questi costi diventino quantomeno possibili. E poi c'è tutto un po' da rimediare, perché in primis ci danno cibo schifezza che ci fa ammalare. Dopo, perché vediamo le stesse ditte, che non faccio i nomi, quanti interessi abbiano sia nell'agroalimentare e sia poi nella farmaceutica. Poi naturalmente, siccome siamo polli da spennare, e poi ci danno le medicine, ma queste non sono solo parole mie, che per carità sono solo 50 anni che mi appassiono e studio, ma sono anche parole stesse del professor Garattini, che credo che una parolina la possa dire, quando lui stesso dice il 93% della ricerca è fatta dalle ditte farmaceutiche, l'80% dei farmaci sono assolutamente illegali perché non studiati sulle donne. Insomma, c'è qualcosa qui, i medici stessi devono assolutamente mettere parole e soprattutto fatti. Grazie infinite e buona giornata. Grazie. Allora il professor Garattini, che io ho avuto la fortuna di avere ospite più volte, parlava specialmente anche di antibiotici, parlava l'uso eccessivo, non che non si devono prendere degli antibiotici, degli integratori, che lo avviso, mi ricordo la telefonata che ha detto il professor Forni a un telespettatore, ha detto: se lei ci crede lo prenda, per carità, se lei sente che sta bene lo prenda pure. Io ho detto quello che io penso degli integratori, però dopo ha parlato in generale, però ha guardato tutte e due le facce della medaglia, bisogna dirlo. Prego, professor Forni. Allora, la base di questo discorso è fondamentalmente giusta, cioè il costo dei farmaci è un grande problema da discutere, con interessi da una parte delle ditte farmaceutiche e certe volte la complicità politica a favorire questo.
D'altro canto, qui stiamo parlando, quello di cui io accennavo, queste terapie costosissime, dove appunto la comunità non riesce più a integrarsi, a coprirle. Quando un paziente mi costa $500.000 l'anno o 1 milione per una volta sola, sono costi assoluti. Questi costi mostruosi derivano dal fatto che sono terapie appena messe a punto, sono terapie che nascono da una cosa sperimentale e sono terapie personalizzate. Ogni bambino i cui linfociti vengono ingegnerizzati in maniera differente dagli altri. Quindi davvero i costi in questo caso sono molto elevati. Trovo molto interessante, per esempio, l'atteggiamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che paga una quota iniziale nella terapia e poi, se la terapia ha salvato il bambino, paga il resto. Questo è già un atteggiamento che trovo particolarmente interessante e innovativo. Cioè, la terapia ha fallito, benissimo, la ditta è stata coperta inizialmente per coprire le spese, ma non c'è nessun guadagno da nessuna delle due parti. La terapia ha avuto successo, può esserci questo guadagno. Certamente il guadagno legato ai farmaci è un problema grandissimo. Alcuni dicono che i farmaci dovrebbero essere assolutamente gratuiti, però le ditte che studiano questi problemi non lo fanno nella maggior parte dei casi per motivi umanitari, ma lo fanno come tipo di guadagno, come quelli che creano le automobili o i cosmetici. Più chiaro di così il professor Forni non poteva essere. La ringrazio. Quante cose impariamo questa mattina. Io le posso assicurare, io la inviterei tutti i giorni, professore, perché veramente noi sentiamo delle cose che non ho mai sentito. Un politico non le dice mai. Sì, mi collego anche a livello europeo, professore, mi collego con l'Australia, con l'America, con i ricercatori, perciò io non so come ringraziarla di quello che ha raccontato questa mattina. Questa è trasparenza, ecco, questa è una cosa molto bella. Ecco, il governo fa anche questo. Voi l'avevate mai sentito? No. Ecco, no. Non sono la sola. Ecco, vorrei fare questa domanda in giro. Grande professor Forni, veramente grazie. Allora andiamo a vedere il presepe, perché dopo quello che ha detto il professor Forni... Io mi stacco. Sì, grazie professore, veramente buon Natale di cuore da tutti noi, professore, grazie veramente. Andiamo a vedere questo bellissimo presepe proprio dei Vigili del Fuoco di Treviso e poi sentiamo Moreno cosa ci dice. Moreno Favaretto, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Prende ispirazione da un verso della preghiera dei Vigili del Fuoco che recita nel furore delle acque il tema del presepe e del corpo di Via di Santa Barbara, che resterà aperto al pubblico fino ad inizio febbraio. Abbiamo riprodotto un evento alluvionale, abbiamo ricreato un borgo dove c'è un placido fiume che a seguito di precipitazioni abbondanti ha rotto gli argini e come vedete ha alluvionato una zona dove ci sono delle abitazioni, ma soprattutto c'è la natività, quindi i vigili del fuoco corrono in soccorso sia prima di tutto della natività, ma anche della popolazione che è rimasta all'interno delle abitazioni, quindi ci sono delle barche sull'altro versante che intervengono per soccorrere la persona, ma ci sono anche qui vigili del fuoco impegnati nel soccorso degli animali. Un presepe che racconta la storia del lavoro quotidiano dei vigili del fuoco e che per tradizione è uno dei più visitati della Marca trevigiana. Molte le ore di lavoro e la cura di ogni dettaglio, tutto realizzato a mano, e anche le pietre sono prese da rocce vere per realizzare la cascata. I tempi sono abbastanza lunghi in quanto queste attività vengono svolte al di fuori dell'orario di servizio. E principalmente siamo io e Giovanni a realizzare il presepe in collaborazione con il caporeparto in quiescenza Antonio Pitarra, che cura tutta la colorazione, diciamo, del villaggio.
e quindi è da metà ottobre che noi ci lavoriamo per realizzare questo presepe. Il tutto per un fine nobile, ovvero quella della solidarietà ai piccoli pazienti del Caffoncello. Ogni offerta sarà infatti devoluta all'ospedale cittadino. Il presepe rimane aperto fino al 1° di febbraio e le donazioni andranno al reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, all'associazione per mio figlio. Bellissimo questo presepe che abbiamo visto, lo facciamo vedere tutti gli anni anche nei nostri telegiornali, ha sempre una precedenza enorme perché veramente avete sentito quante persone vanno a visitare. Allora Moreno, quello che volevo capire, Moreno Favaretto, ecco, la passione, la creatività, oltre a essere vigili del fuoco diventa un creativo anche per ricordare questa tradizione con il presepio bellissimo che è il Natale. Prego Moreno. Sì, no, dico qualche parola perché loro in primis fanno il compito come si può dire, dell'intervento delle cose e dentro di loro uno di questi due colleghi fa anche delle automobiline in scala perfetta e tante altre cose, quindi ma è una cosa che all'inizio, come noi coi farmaci, inizia e dopo ti prende dentro. La stessa cosa, quindi anche fuori orario, il tempo libero, invece di andare di qua e di là a fare un po' di footing, un po' di qualcosa, si dedica con queste cose. La da passione. Cosa nasce cosa? È la passione. Ecco, e quindi... È la passione che ha fatto diventare Moreno Favaretto vigile del fuoco, quando l'ha capita? Ma diremo che col proseguo degli anni, perché anche delle cose, dei pezzi storici che andavano buttati via, io e altri miei colleghi, prima proprio che andassero al macero, li si prendeva e cercavamo di metterli... Ma la passione di diventare vigili del fuoco quando è nata? No, fin da sempre quasi. Semplicemente perché vai a portare questo pezzo, quell'altro, quando lavoravo in zona Marghera, sulle grandi fabbriche, di portare queste varie cose a un collega che si chiamava pompiere, che aveva fatto solo il servizio di leva. E da quel momento è nata cosa, ho fatto gli esami, ho fatto le cose, ma mi è rimasta dentro rispetto magari a qualcun altro che ugualmente sì. Però nel momento che siamo andati in pensione, io come certi altri, siamo rimasti sempre come posso dire, appiccicati ai colleghi in servizio. Avevate fatto una squadra particolare. Sì. Cosa vuol dire anche quando hai visto anche queste tragedie che avvengono? Ecco, io sono convinta, Moreno Favaretto, che i vigili del fuoco dovrebbero avere molto più sostegno, avere una visibilità che meritano, perché sono dei grandi professionisti. Io dico sempre, con tutto il rispetto che ho per la protezione civile, però il primo ad arrivare è il vigile del fuoco in casi estremi e veramente difficili, dobbiamo dirlo perché è la verità, è inutile che ce la giochiamo. Hanno tentato di affossare questo corpo ma non ci sono riusciti perché qualcuno poi ha capito l'importanza invece di avere questo corpo, e sono i vigili del fuoco, amato da grandi e bambini, poi anche i bambini. Prego Moreno. Non si sa la cosa, non si sa, la si capisce. Cioè il bambino anche viene a vedere il presepe, ma però dopo il genitore chiede: possiamo un attimo a fare un giro in autorimessa per gli automezzi, per vederli, perché piace, non che non gli piace al bambino la polizia, la finanza, quelle cose lì. Sono più colpiti con questi tipi di automezzi che abbiamo e anche loro, insomma, ci danno un coraggio che dico: ma come mai il pompiere? Sì, perché vorrei farlo anch'io alla fine. E poi da quel giorno chiedono sempre ai genitori di poter venire a visitare anche fuori orario certe cose, che quindi sono la carta vincente, insomma, per via. Un incidente, un qualcosa, la polizia arriva, fa il traffico, mentre che a volte anche il bambino vede qualche scena un po'... Però stai soccorrendo la persona e il genitore gli spiega: vedi, adesso questo va all'ospedale con l'ambulanza perché così e così, e
E quindi sì, è una cosa un po' particolare la nostra rispetto agli altri enti, capisci? È vero. E soprattutto io vedo anche quando siete nelle piazze che fate appunto questi giorni molto importanti che ricordano anche il vostro corpo, che arrivate con queste scale enormi, con questi mezzi. Quando passano i bambini, posso assicurare, chiedi a un bambino cosa vuoi fare? Salire sul camion dei vigili del fuoco, è la prima cosa che chiedono, poi si fotografano, sono bellissimi, perciò capite quanto importante è anche far partecipare i bambini anche a queste cerimonie molto importanti, a queste manifestazioni importanti dove partecipano i vigili del fuoco, e dare loro veramente il massimo rispetto e supporto che meritano, perché veramente rischiano la vita per salvare anche noi moltissime volte, e questo bisogna ricordarlo. Enzo Andretta, come Presidente, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio? Allora, saluto ringraziando innanzitutto i volontari che si sono messi a disposizione per la raccolta dei farmaci, perché con questa operazione penso che abbiamo fatto il miglior regalo di Natale a chi veramente aveva bisogno. Penso proprio sia un ottimo regalo. Cosa dici, Moreno? Niente. Dire che siamo soddisfatti, perché anche io e il collega che ero assieme, altri, non pensavano che la cosa da niente diventasse così. Ecco, ma quando ci si inoltra, più delle volte, ecco, è come col nostro lavoro, è la stessa cosa. Identica. Capisci? Sì. Allora noi salutiamo veramente, ringraziamo ancora Enzo Andretta, Presidente e Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma di Treviso, grazie a Moreno Favaretto, Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco, saluto e ringrazio ancora il Professor Guido Forni, collegato con noi da Torino, immunologo dell'Accademia dei Lincei. Grazie, pubblicità. Indovinate chi è questo ragazzo, guardatelo bene, vediamo se sorride come dice la Mirella, perché lui è Mister Sorriso Veneto. Ciao Marco, grazie di essere qui. Dopo il presepe non potevamo non avere un sorriso bellissimo, e soprattutto voglio sentire la voce di un giovane, cosa ne pensa, ecco cosa vuol dire essere Mister Sorriso, perché sei diventato Mister Sorriso, ma i valori dei giovani cosa sono? Forse si conquistano anche con un sorriso il valore di un giovane. Cosa vuoi dirci, Marco? Prego. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti, buongiorno Veneti. È un piacere innanzitutto poter far parte nuovamente di questa trasmissione, sono molto orgoglioso e speriamo di poter portare insomma un piccolo contributo, anch'io nel mio piccolo, anche ai giovani e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, io sono un ragazzo, sono un lavoratore, sono un modello, ma soprattutto sono anche molto impegnato nel volontariato, che è una cosa che poi voglio anche, diciamo, che premo molto anche oggi e vorrei condividere anche con tutti i giovani. Sono Mister Sorriso Italia e Mister Italia Veneto, tra l'altro. È una grande soddisfazione, è una soddisfazione che non era certamente aspettata. È stata una casualità, diciamo, però è stata anche quella che è l'opportunità che poi mi ha aperto le strade e le porte, diciamo, al mondo della moda, dei concorsi, delle sfilate, insomma. È una cosa, è un onore, diciamo, aver rappresentato il Veneto anche alle finali regionali, nazionali, ma diciamo è un bel impegno, ecco. Certo, una bella soddisfazione. Ascolta Marco, quello che voglio anche capire, perché tu hai detto una parola importante, faccio volontariato, sono orgoglioso di questo e ne voglio parlare, ma come mai io tutte le associazioni, Marco, tu sai io invito tutte le associazioni e tutte quante sono col fiato veramente, proprio si stanno veramente soffocando perché non hanno giovani, i giovani non sono nel mondo del volontariato, ne troviamo abbastanza nella Croce Rossa, anche nelle associazioni ambientalistiche, per gli animali, ma tutto il resto sembra noia. Come mai secondo te? Forse perché li intrighiamo poco, loro vogliono essere protagonisti, ecco, forse oltre che a scuola dobbiamo farli uscire e far capire cos'è il mondo del volontariato, fargli toccare con mano la realtà. Cosa ne pensi, Marco?
forse è anche una conseguenza, diciamo, è un po' un pensiero un po' difficilino, forse è una conseguenza anche dell'evolversi della tecnologia, anche del mondo tecnologico, che molto spesso diciamo, fa partire ai giovani quel senso di mi escludo, sto bene nel mio mondo, non voglio intrighi, non voglio uscire dalla mia normalità. Forse è anche un po' questo, forse è anche un po' una perdita di quelle che sono le tradizioni di una volta, il frequentare il paese, frequentare le persone, un po' questo senso di appartenenza forse che magari può anche perdersi, forse questo è secondo me un po' la causa di tutto. E invece io credo che frequentare il paese sia una delle cose più belle che si possono fare, perché si sta a contatto con la gente, si ride, si scherza, si vedono sempre persone nuove e in un certo senso poi da lì nasce questo spirito di dire mi metto all'opera, mi do da fare anche per la comunità, per il mio paese, ma in un certo senso è passiamolo come lavoro, ma non è un lavoro, però è un lavoro che non ti dà una soddisfazione economica, ma ti dà una soddisfazione che poi viene da sé, una soddisfazione interna che solo chi appunto si dà da fare può scoprire. Ecco. Quello che appunto invito, quello che posso dire ai giovani: frequentate un po' il paese, iniziate anche senza il volontariato, iniziate anche solo a frequentarlo. Poi il volontariato secondo me è una cosa che viene da sé. Ci sono bellissime iniziative, per esempio nel mio comune, che è Asolo, e già questo è bellissimo poterle frequentare. Poi si parte, ci si rimbocca le maniche, allora si dice va bene dai, allora do una mano anche per esempio alle sagre paesane, ai carnevali, ci sono tante manifestazioni. Questo, fare volontariato non vuol dire essere impegnati sempre, ma vuol dire anche dare una mano quei 10 minuti, quel giorno in cui si è liberi, ecco. Quindi non è un impegno poi che è vincolante, semplicemente è una cosa bella che tutti possono fare, ecco. Questo è il mio pensiero. Allora saluto anche Giulio Zancanella, buongiorno, grazie di essere qui. Non so se ha sentito quello che ha detto Marco D'Ametto, questo ragazzo Mister Sorriso Italia-Veneto, che però parla di valori, di volontariato. Ecco, bisogna coinvolgere di più i giovani, non è vero che siamo quelli che ci fanno vedere, che mandano dei messaggi veramente devastanti, ma siamo anche questi, anche se facciamo parte di un mondo dorato, parliamo di moda, parliamo di un mondo dove veramente basta vedere gli influencer, ecco quanto sono attirati da questo. Sentiamo cosa ne pensa Giulio Zancanella. Prego Giulio. Sentito e confermo quanto detto da Marco. Credo fortemente nel volontariato. Qui al QAM credo di vedere un'espressione fantastica di questo lato. In questa trasmissione sento che si parla molto spesso di volontariato e mi congratulo anche con il vostro lavoro. Sentivo prima della raccolta dei farmaci, sono tutte attività importanti e che creano una rete territoriale fortissima. Sono fortemente convinto del fatto che qui in Veneto ci sia una forza che è quella del mondo del volontariato, appunto mi ripeto, ma è un qualcosa che ci lega e che rende molto, come dire, ci aiuta l'uno con l'altro. E tra i giovani vedo fortemente questa crescita e credo appunto quanto detto da Marco di innovazione anche tra virgolette con le tecnologie che aiuta e che non frena la crescita di questo. Allora però siamo anche curiosi di conoscere Giulio Zancanella, chi è, cosa fa, perché è qui questa mattina. Vai Giulio. Io lavoro per Medici con l'Africa QAM, faccio parte di quel settore che si occupa delle relazioni con il territorio.
quindi per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, l'incontro con i donatori e la gestione del mondo del volontariato, quindi ci sono vari gruppi territoriali in tutta Italia, sono 40 gruppi territoriali nel territorio italiano, molti sono in Veneto, da Vicenza fino a Motta di Livenza, fino a Campagna Lupia, il gruppo qua di Padova, dei Colli Ugani, e ci sono tante attività, soprattutto in questo periodo, a cui noi ricorriamo ai volontari. L'attività del QAM naturalmente è in Africa, il cuore dell'attività del QAM è nel continente africano. Quello che i volontari fanno qui è una forte sensibilizzazione alla popolazione e l'utilizzo di spazi appunto per divulgare il pensiero e le modalità d'azione del QAM, che sono varie, e raccontare gli ultimi progetti che vengono realizzati. Allora andiamo a vedere anche questo servizio Medici con l'Africa, 15 anni, andiamo a vedere che è un servizio molto importante che fa capire l'impegno di questi volontari. Rivolgo un saluto di grande cordialità al Presidente della Camera dei Deputati, alla Ministra dell'Università, al Presidente della Regione, al Sindaco, al Presidente di Medici con l'Africa e Vescovo di Padova, a Don Dante. Un saluto alle autorevoli presenze dall'Etiopia e dal Mozambico, a tutti i presenti. A tutti i presenti che sono qui e siamo qui per festeggiare i 75 anni del QAM. 75 anni è una ricorrenza felice, non soltanto per quanti animano questa straordinaria impresa, lo è per Padova, lo è per tutti coloro, bambini, giovani, adulti, anziani, che hanno ricevuto le vostre cure, che sono stati formati nelle vostre scuole, che hanno partecipato ai vostri programmi rivolti alla crescita delle comunità in territori svantaggiati d'Africa. Lo è felice questa ricorrenza per l'intera Italia, anche perché ne siete stati magnifici ambasciatori, praticando solidarietà centrale tra i suoi valori costitutivi. La vostra opera, svolta dove il bisogno è più acuto e dove la povertà costituisce una pesante limitazione nella vita e della vita stessa, si arricchisce di un significato ulteriore, un grande significato oggi, per la visione che esprime, che reca e che esprime, in contrasto con le guerre, con le volontà di potenza nazionali, con gli egoismi alimentati da paure e da nuove chiusure. Ha lanciato la vostra opera e lancia un messaggio di esortazione, quasi di una preziosa provocazione. Tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia, collaborazione. Il QAM, eccellenza Don Dante, non si è dato il facile alibi di essere troppo piccolo per cambiare il mondo. Al contrario, ha cominciato a camminare
guardando lontano, proprio dove il percorso non era neppure tracciato. Il QAM è stato capace di tenere insieme testimonianze forti e organizzazione efficiente, imprimendo un segno nel procedere della storia di tante comunità, in Africa e anche in Italia. 75 anni or sono, tutto è cominciato, come abbiamo poc'anzi ricordato, grazie all'iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo Girolamo Bortignon. I paesi dell'Africa subsahariana erano ancora allora sotto dominio coloniale. In Italia non esisteva un quadro normativo per gli enti civili di cooperazione internazionale. Il QAM si è fatto pioniere. Nel 1954, come abbiamo ascoltato poc'anzi, sono partiti i primi medici. La sfida era alta, il progetto ambizioso e difficile. L'energia, la tenacia, l'intelligenza di una figura eccezionale come quella di Luigi Mazzucato ha reso possibile e sviluppato sempre più il sogno dei promotori e a 10 anni dalla morte lo ricordiamo con affetto crescente. Don Mazzucato soleva dire che era l'amicizia, insieme al senso di comunità, a tenere acceso il motore del QAM. Questo motore ha consentito di superare ostacoli e difficoltà, attraversando generazioni, attraversando decenni di cambiamenti globali. I paesi dell'Africa hanno conquistato la decolonizzazione, raggiunto l'indipendenza, conseguito protagonismo su tanti fronti. Si sono moltiplicate le condizioni e gli strumenti di conoscenza reciproca, di comunicazione, di incontro, di percorsi comuni. Ogni passo avanti è stato in qualche modo intravisto, anticipato dalla generosità dei medici del QAM, degli operatori, dei loro sostenitori. Un ponte di enorme valore. L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso. Il piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione. È importante in questi giorni l'autorevole presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla conferenza in Angola tra l'Unione Europea e l'Unione Africana. Il QAM è stato apripista. La solidarietà genera fiducia, è un antidoto alla rassegnazione, all'indifferenza. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con il quale il QAM venne riconosciuto come la prima ONG italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del QAM. L'augurio è di proseguire, di far crescere la consapevolezza, la comune convinzione della dignità inviolabile e del rispetto della persona, di ogni persona. Per questo la Repubblica vi è grata. Penso sia stato ed era molto importante che, e ringrazio Giulio Zancanella per avermi mandato questo servizio, perché sono parole importanti queste del nostro Presidente Mattarella. Sono parole che fanno riflettere. È Natale,
Ecco, poi sentiremo cosa ci racconterà il nostro Giulio Zancanella, ecco, com'è la situazione, cosa vede e soprattutto Giulio, ma lo dico anche a Marco che adesso voglio sentire, proprio mercoledì ero al banco solidale, ho tanti bambini, ecco, di colore scuro, questi meravigliosi bambini che vengono preparati dalle loro mamme in maniera incredibile. Voi dovreste vedere quanto belli sono, con tutte le perline, con questi vestitini. E io li prendo in braccio, questi bambini che non piangono mai, non so il perché, sono sempre sorridenti o tranquilli. E la prima cosa che fanno, ti accarezzano. Con questa manina, si alza la manina e loro ti accarezzano. E allora in quel momento pensa che bello sarebbe mettere questo bambino in braccio a quella persona, indipendentemente se uomo o donna, ragazzo o ragazza, che ce l'ha col colore scuro, che magari dice sono sacchi a perdere quando diventano grandi, questo odio, questo ribrezzo, sono tutti delinquenti. Io guardo sto bambino e dico, chissà quanta fatica farà questo bambino, nonostante il supporto che cerchiamo di dare a far capire che è una creatura come tutti gli altri. Poi voglio sentire cosa ne pensa di questo mio pensiero Giulio, però voglio sentire Marco D'Ametto, questo ragazzo, Mister Sorriso, che vive un mondo meraviglioso, moda, luci, ribalte, mentre questa mattina ti confronti con Giulio che vive da un'altra parte, però tu hai aperto con una cosa molto importante, con delle parole importantissime, valore, rispetto, volontariato. Cosa vuoi dire, Marco? A Giulio, e dopo quello che hai sentito, penso che abbia fatto piacere anche a te sentire le parole del nostro presidente Sergio Mattarella, che se non ci fosse dovremmo inventarlo. Assolutamente. Allora, cosa posso dire? Ho proprio voluto aprire puntando sul discorso volontariato, perché indipendentemente dal percorso che ogni persona può avere, io ad esempio ho avuto bei successi con la moda, come ho detto, con i concorsi di bellezza, quindi ho avuto delle belle soddisfazioni, ma indipendentemente dai traguardi e dai successi che una persona può avere in ambito lavorativo, in ambito di passioni, di sport, di qualsiasi cosa, poi alla fine la cosa che prevale è la genuinità e la trasparenza, ecco, di una persona, i valori, ecco, che sono cose secondo me che vanno al di là del percorso di vita di ogni persona. Ecco, questo è secondo me la cosa principale di una persona o dell'altra. Ecco, quanto alle parole del Presidente, sono parole bellissime. Si spera che appunto anche in questo mondo poi crescano anche gli aiuti, crescano il sostegno, però la parola che mi è rimasta più impressa è stata insieme. Ecco. Insieme secondo me è una parola che racchiude un po' tutto, perché le cose si fanno, ma se si è insieme si lavora sicuramente il doppio. Ecco. Questo. Guarda, una cosa che ho apprezzato, Marco D'Ametto, è quando ho guardato che tu non hai mandato nessuna foto e nessun video. E io ho detto, guarda te questo ragazzo, che di solito la prima cosa che fanno mi mandano foto, video per far vedere. Tu invece questa mattina, a mio avviso, volevi dimostrare, far vedere il Marco D'Ametto ragazzo, uomo che sta crescendo. A te interessava, sì sono Mister Sorriso Veneto Italia, ma sono anche Marco D'Ametto del mio paese, della mia gente, della mia comunità. Sbaglio o è così? No, è proprio così. Infatti, al di là del bellissimo successo, ma oggi volevo trasmettere che le cose che poi vanno a perdersi, ovvero io sono una persona semplice, non sono niente di che, voglio passare per quella persona semplice, perché poi magari le persone che non mi conoscono possono dire ma è come gli altri, adesso questo è un montato, si monta la testa. No, tutt'altra cosa, tutt'altra persona. E volevo fare passare per quello che sono, perché non è semplice far percepire alle persone quello che si è veramente, ecco, al di là appunto di quello che ho fatto del mio percorso. Io alla fine sono una persona molto semplice, ho avuto delle belle soddisfazioni, speriamo
che ne arrivino anche molte altre anche in ambito lavorativo. Speriamo di potervi portare più avanti, se ho la possibilità, delle buone novità, magari in un futuro appuntamento. Ma al di là di questo io voglio passare per una persona molto molto semplice e trasmettere questo messaggio anche alle persone che ci stanno ascoltando, ai giovani, che insomma stare coi piedi per terra, ecco. Ma è quello che abbiamo visto anche di un altro grande campione, di Jannik Sinner, di Alcaraz. Questi ragazzi, lasciamo perdere i soldi che prendono, la vita. Poi piace il modo di porsi, questo abbraccio che si fanno anche dopo una sconfitta, che si sostengono uno con l'altro. Ecco, questo modo di parlare semplice, di far capire che sono anche questo, non sono solo i campioni. E questo ha attirato molti bambini, molti ragazzi a uno sport che sembrava ormai perso con altre realtà, ad esempio col padel, no? C'è anche il tennis, riprendo perché mi è piaciuto Sinner, Alcaraz. Ecco, questi sono gli esempi. Cosa ne pensi, Giulio Zancanella? Ecco, cosa vuoi dire a Marco D'Ametto, tu che invece vivi un altro mondo, un mondo di povertà, di miseria, di violenza, ecco, dove cercate di supportare queste creature che se non ci foste voi io non so che fine farebbero. Prego, Giulio. Io credo che Marco abbia beccato la parola giusta, che è insieme. Insieme ce l'abbiamo nel nome, Medici con l'Africa. Vuol dire insieme, vuol dire che è una crescita che si fa insieme ed è da presuntuosi pensare di andare in Africa, di andare in un continente africano e di risolvere da soli i problemi, le problematiche che ha un continente, dovute magari a sfruttamenti, dovuti a guerre, a malattie, miserie. È una cosa che va risolta insieme e sono felice che abbia individuato quella parola lì. Tra le tante cose poi che ha detto Mattarella, io ti ringrazio di aver mandato il discorso integrale. Non devi ringraziarmi, doveroso. Aspetta Giulio, ti fermo un secondo perché abbiamo Roberto da Salzano, se no mi cade la linea, poi riprendiamo subito. Vai Roberto. Intanto vorrei salutare e congratularmi con i vostri ospiti. Io faccio volontariato da una vita. Quando ero al lavoro facevo non molto, adesso che sono in pensione mi dedico molto di più e ultimamente faccio anche volontariato per il trasporto sociale e ci sono delle situazioni proprio direi vergognose. Col discorso del volontariato mi sono reso conto che c'è poca comunicazione, non da parte vostra, poca comunicazione, perché col discorso del trasporto volontario abbiamo cominciato un anno fa e eravamo in 3, non sapevamo come trovare la gente e abbiamo deciso di fare un'assemblea all'Auser e adesso siamo in 13, 14 perché la gente sa cosa succede da noi, che guarda più alle belle cose che alle situazioni drammatiche. Io facendo volontariato mi trovo in delle situazioni, guardi, lei lo sa meglio di me perché lo fa da molto tempo. Ci sono delle situazioni che non avrei mai pensato, signore che guadagnano 600 euro al mese che non hanno riscaldamento perché non hanno i soldi nemmeno per pagare le medicine. Quindi penso che il problema grosso del volontariato sia la comunicazione. Voi la fate, ma se voi guardate la RAI e tutte quelle trasmissioni che hanno molto pubblico, fanno pochissima pubblicità per il volontariato. Le dico che io per esempio faccio parte anche come direttivo di un'associazione dell'Avis e ci troviamo in difficoltà perché ultimamente anche da parte delle istituzioni ci mettono in difficoltà. Noi siamo quasi tutti sopra i 60 anni, si entra qualche giorno, ma anche loro hanno difficoltà perché col discorso del lavoro, col discorso della scuola, però anche loro quando entrano dicono ma io non lo sapevo. Quindi bisogna trovare in qualche maniera, non noi e lei poi non ne parliamo, di trovare qualcosa per far capire a questi giovani che ci sono molte persone che stanno male, che hanno difficoltà a vivere, che non è bello quello che ti fanno vedere tutte le cose belle. Nel sotterraneo ci sono delle persone che stanno non male, malissimo,
che sono poco assistite, che hanno bisogno di tutto. La ringrazio, buona giornata. Grazie a te caro Roberto, sono le riflessioni che facciamo tutte le mattine con voi, con quello che vi faccio vedere, ma voi come vedete io coinvolgo anche i ragazzi perché io sono proprio convinta che saranno loro il nostro cambiamento, basta solo aspettare, dargli la possibilità di farlo. Allora continuiamo Giulio su questo bellissimo messaggio che stai dando questa mattina, prego. Sì, se posso riprendere la parola di Roberto, mi sembra che si chiamasse il signore che ha chiamato, vorrei un attimo sottolineare il fatto che ha ragione, c'è un problema di comunicazione, tra le tante attività che vengono fatte, tra le tante associazioni che ci sono, c'è un problema di comunicazione. Per i giovani bisogna usare i social per raggiungerli in certi casi, perché magari non si sanno appunto neanche l'esistenza di alcune organizzazioni che operano nel territorio. E poi ho sottolineato un grande problema che riscontriamo anche noi, che è il tempo che hanno le persone da dedicare. La grande moneta che abbiamo è il tempo, e mi metto anch'io in primis che magari mentre ero studente avevo tempo da dedicare per tante associazioni, adesso il lavoro che devo dire è ben settorializzato sull'aiuto, però vedo che ruba il tempo per altro e quel tempo che ti avanza ti senti quasi obbligato a doverlo spendere con gli amici, con la famiglia giustamente e quello che avanza è difficile da dedicare agli altri. La pensione, la gente che è in pensione invece vedo che appena entrano dal giorno dopo si mettono subito al servizio e questo è meraviglioso, però è il sintomo che il tempo è quello che manca per mettersi al servizio degli altri. Allora io sono convinta, Giulio, lo dico anche a Marco, che non è il tempo, è che dobbiamo intrigare questi giovani, questi uomini. Noi viviamo al nord e c'è il famoso detto "mi non vo combattere", ricordatevelo ragazzi, culturalmente non ci siamo, al sud sono molto più aperti anche con le tradizioni, il rispetto che hanno per le persone diversamente giovani che sono i loro nonni, là ci sono pochissime RSA, se li tengono a casa, se li coccano fino all'ultimo momento, siamo così, è inutile che ce la giriamo, ecco noi facciamo fatica i giovani a portare avanti la tradizione, prova a mettere tu un cappello tradizionale a un ragazzo di 18-16 anni, la prima cosa fa così e lo butta via, loro sono orgogliosi, ma forse perché hanno meno, partecipano di più perché hanno molto meno dei nostri ragazzi, questi ragazzi, e lo dico anche a Marco D'Ametto, ecco che veramente si picchiano per un paio di scarpe, perché voglio avere quella scarpa, voglio avere quella felpa, perché questo è il messaggio della moda. Io devo essere alla moda, devo andare a scuola firmato e non è possibile che io non abbia quelle scarpe, in qualche maniera devo averlo. Però tu stamattina lanci un altro messaggio, no, io sono quello che ha le scarpe, la fortuna di avere la felpa, ecco, di conoscere questo mondo meraviglioso, però dentro di te ci sono i valori. E chi è che te li ha insegnati i valori? La famiglia, penso. Ecco, crescere bene, questa piantina piccola, però col sostegno della famiglia, col supporto, sì, ti hanno lasciato fare, hai avuto quello che volevi, magari che cercavi, però sai che veramente hai il primo anello che è fortissimo, che è la famiglia. Io penso questo di te, anche se non ti conosco. Ma quello che non ha la famiglia, Marco, quello che non ha la fortuna di avere quello che hai avuto tu. Io l'altro giorno con un dirigente scolastico ho detto Dio, patria, famiglia, io poi ho aggiunto scuola. Se io non ho Dio perché non credo, perché vengo da un'altra realtà, non ho famiglia, non ho patria perché devo scappare, devo cercare di mangiare, di bere, perché vedo che c'è la possibilità, rischio anche la vita magari, o anche muoio da bambino. E poi c'è la scuola, ma c'è una scuola, e poi volevo chiederlo anche a Giulio, che mi accoglie, che sappia capire che ho bisogno di capire chi sono, se sono un creativo, se posso veramente avere la possibilità di sentirmi e di avere il rispetto di chiamarmi persona o uomo o donna. Prego Marco.
Allora, è un discorso anche questo che apre molte parentesi. Sì, ci sono delle buone possibilità, ma ci sono anche molte volte delle situazioni che poi risultano un po' generiche, ecco, entrano poco nello specifico della persona. Forse bisognerebbe implementare i servizi che la scuola offre anche ai propri studenti e cercare di, diciamo, andare al di là delle materie scolastiche per ricavare proprio quello che è la persona, quello che sono le passioni e tutto, ecco. Ma soprattutto anche capire che forse dovete essere anche voi a mettervi più in gioco, cercare di far squadra insieme, l'hai detto tu, questa parola insieme, dovete fare squadra insieme, io spero anche che vi scambiate i numeri con Giulio, per capire anche l'importanza di quello che sta facendo Giulio con queste squadre anche nel territorio che magari tu non conosci perché non c'è comunicazione, non sai, certo. Per vedere anche come aiutarvi tra di voi. O sbaglio, Giulio? Cosa vuoi dire a Marco? Guarda, e a quello che ho detto io, prego. A Marco le porte sono aperte, le attività sono tante e un sorriso fa sempre comodo, devo dire. E l'altra cosa che volevo dire riguardo alle scuole, oggi 5 dicembre 2025 è la giornata mondiale del volontariato. Sì. Da queste prossime settimane le scuole ci hanno chiamato a bizzeffe per andare a fare presentazione delle nostre attività. Con noi tante altre associazioni, scuole superiori, scuole medie, elementari, di tutti i tipi. Quindi dal punto di vista scolastico io credo che ci sia una forte apertura delle scuole per presentare le attività di volontariato del territorio. Noi andiamo, parliamo di quello che sta succedendo in Africa, cerchiamo di dare una visione anche perché è un continente dimenticato. Quando gli chiedi ai bambini o ai ragazzi anche delle superiori, che è un po' più traumatico, un po' di geografia africana, vanno in bianco, cioè non hanno presente il continente più vicino. Mi piace questa parola, cosa hai detto? Vanno in bianco totale, sì, non gli chiedi quanti abitanti ha l'Africa. Non si sa che è un continente da 1,5 miliardi di abitanti e che tra 5 anni il 40% dei giovani del mondo saranno lì. Il 40% dei giovani sotto i 18 anni saranno in Africa. Fermo un i secondo nostri perché ragazzi abbiamo non lo Isabella sanno. da Roncade, poi continuiamo. Vai Isabella. Salve, buongiorno. Volevo annunciare una cosa. Io ho una figlia disabile grave con legge 104, paralisi cerebrale infantile di 15 anni. Vai Isabella. Buongiorno. Vai, ti ho sentito. Allora, praticamente va a scuola al Palladio, che è un liceo di Treviso, e praticamente non c'è la OS formata per la PEG. Questo da sempre praticamente. Mia figlia ha la PEG ma mangia anche per bocca senza problemi. Il problema è che non c'è la OS formata per la PEG, appunto, è andata a scuola quasi a dicembre, metà novembre, perché non c'era la OS e ha già perso 1 mese e mezzo di scuola. Non gli vogliono trovare la OS, loro dicono che stanno cercando, ma no, praticamente non fa la statica, non fa gli ausili che deve fare. Il problema più grosso è che mia figlia dovrebbe mangiare a scuola, questo mi era stato detto per bocca a pranzo, che sarebbe stato fatto, ma la OS c'è una sola volta alla settimana, il martedì, e praticamente mia figlia mangia solo il martedì, ma aspetti, ma non mangia neanche il martedì perché gli danno solo quello che vogliono dargli. C'è scritto sul certificato della logopedista, di quella che la segue, tutto di dargli tritato, non frullato. Allora io gli ho tutto tagliato a pezzettini, ripeto, mia figlia non ha problemi di deglutizione, ma questo per carità lo posso capire, però c'è scritto sul certificato che c'è tutto tritato, la bambina, dalla logopedista che mi ha detto, confermato che la bambina non ha problemi a mangiare e a deglutire, non gli vogliono dare il cibo. Mia figlia viene a casa, si morsica all'1:30, si morsica il braccio perché è piena di fame
Di conseguenza io non riesco più a dargli mangiare per bocca perché è troppo arrabbiata e mi tocca attaccargli la PEG e lei perde il pranzo per bocca e lei non lo deve perdere perché di conseguenza deve continuare a mangiare per bocca. Grazie Isabella, hai fatto bene a chiamare perché questi sono i problemi di queste famiglie, di questi genitori, di queste mamme, è giusto che lo sappiate. Ecco, io penso proprio la parola che ha detto prima Marco e che ha confermato Giulio è insieme. Ecco, il problema è che non siamo insieme, Isabella. Noi abbiamo fior di associazioni di volontariato che potrebbero aiutare anche queste famiglie, questi ragazzi, però non ci mettono insieme. Dividi e ti impera. Noi siamo tanti, ma tutti divisi, ognuno cura il proprio orticello, guai a mettersi assieme, se poi appartengo a qualche fascia politica non ne parliamo, io sono il migliore, sono il più visibile, purtroppo sta funzionando così e poi troviamo Isabella e tante mamme che io ho avuto ospiti che invece dicono guardate che ci sono anche i nostri figli, ma Isabella non possiamo aiutarli e aiutarvi perché non vogliono che facciamo questo, noi non sappiamo che ci sei, non ci danno il tuo nome, non sappiamo di cosa hai bisogno. Allora Giulio, sbaglio o è proprio così quello che tu vedi, quello che tu senti, ecco il silenzio degli invisibili, prego. La storia di Isabella è terribile e posso empatizzare con lei. E d'altro canto noi quello che vediamo è il silenzio invece che sentiamo noi, è quello nei confronti del continente africano. È un continente che è stato sfruttato, che continua a essere sfruttato in una maniera indicibile da un neocolonialismo sempre più presente e anche cattivo, tra virgolette, sulla ricerca delle terre rare, dei minerali preziosi, uno sfruttamento che fa male alla popolazione locale e a noi anche, che non viene detto, non viene parlato. Quello che cerchiamo di fare noi, il nostro piccolo pezzettino di aiuto nel continente africano, è l'assistenza sanitaria. Questo è il nostro mandato, il nostro compito. È quello che i nostri fondatori, penso a Canova, penso anche a Don Luigi Mazzucato, che appunto si ricordano in questi giorni 10 anni della morte e che il 17 dicembre qui nella sede del QAM a Padova ci sarà una presentazione del libro scritto da Francesco Iori che racconta la sua vita. Questi sono i valori che ci sono stati tramandati, l'assistenza sanitaria che vuol dire crescita insieme, vuol dire lavorare insieme. Adesso il progetto che è stato compiuto è la costruzione della scuola di ostetriche a Bossangoa. Bossangoa è nella Repubblica Centrafricana, nel centro esatto dell'Africa. Allora guardiamo anche il servizio, devo correre Giulio proprio di Bossangoa, andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo con Giulio Zancanella e Marco D'Ametto. Andiamo a vedere il servizio. Il servizio Bossangoa, inaugurazione, l'Africa. Che allora commentiamo, prego Giulio, stiamo vedendo le immagini che ci hai mandato, prego. È Don Dante, l'inaugurazione è stata lo scorso mese. Come vedete queste erano strutture che non c'erano prima, che sono state costruite in un anno perché è stata annunciata nel nostro precedente incontro annual meeting nel 2024 a Torino, era stata annunciata la costruzione di questa scuola insieme al governo locale. Una scuola importante perché è lontana dalla capitale, quindi tutti i ragazzi che volevano formarsi, che volevano avere un futuro, dovevano andare in capitale, che vuol dire spostarsi, che vuol dire economicamente anche investire molto e molti non potevano permetterselo. Quindi una scuola
a 300 km dalla capitale, che vuol dire 11 ore di strada, lontanissima, tutte strade sterrate, difficile da raggiungere, è una scuola che vuole offrire futuro, vuole offrire speranza per un territorio che è dimenticato. Abbiamo Severino da Castelfranco, poi continuiamo. Sì. Vai Severino. Sì, senta dottoressa, io sono un inventore che ha inventato una macchina che leva i prodotti inquinanti delle acque di scarico. Per quanto riguarda questo, volevo informarla che non c'è nessuna prestazione per dare una sicurezza di depurare questa acqua che sta rovinando le falde acquifere, le radici delle piante e delle erbe, per cui tutto questo va a danneggiare sia il problema dell'acqua e secondariamente le radici vanno a aggravare con la sua mancanza di acqua, vanno a aggravare sui spostamenti dei terreni, capisce? Per cui credo che per quanto riguarda questo bisogna continuare, andare avanti con questo brevetto, perché questo è quello che può salvare le frane, che può salvare il verde, l'ossigeno e le falde acquifere. No, quello che stanno facendo con le vasche di depurazione, con le vasche con altre vasche che vanno a è una cosa bella anche quella, però vanno soltanto che distribuire i prodotti inquinanti, capisce? Gli acidi non è che si fermano di fronte a, anzi diventano distributori tutti quei sistemi che usano adesso sull'acqua con le vasche di decantazione, di depurazione e così via. Grazie Severino, devo correre perché sono in chiusura. Ecco, fammi sapere, fatti sentire ancora per vedere questo brevetto. Cosa ne pensi Giulio? Questo uomo che mi sembra anche diversamente giovane, che sta cercando di portare un contributo, pensate cosa sarebbe, ecco, cosa bevono in acqua e che colore è l'acqua che vediamo che è marrone, poveretti, e fanno chilometri e chilometri, ecco, per avere un po' d'acqua, perché ci sono le terre rare, non perché non si possa trovare l'acqua o piantare il grano. È il problema che se piantano il grano non trovano più, ecco, quelle pietre preziose. Poi dicono ma non sanno lavorare, allora là mi arrabbio, sai Giulio, mi arrabbio tanto e dico ma cosa state dicendo? Forse sanno meglio lavorare queste persone che vivono in questo continente stupendo, certo che non hanno i nostri mezzi, ma che conoscono la terra meglio dei nostri, certo che sì. Prego Giulio. Grazie Mirella delle tue arrabbiature, perché sono importanti perché vengono dette tante cose. Continuo a parlarti della scuola di Bossangoa perché per noi è veramente stato il frutto di lavoro di un anno, è cresciuta, è stata costruita da zero, quindi è vederla crescere, nascere e adesso l'importante sarà mantenerla, sarà farla andare. Hanno cominciato 34 giovani ragazzi. Ma scusa Giulio, sì. Voglio chiederti una cosa, perché veramente io non ci sto più. Allora, da noi in Italia, specialmente qui al nord, stiamo buttando via letteralmente montagne di vestiti, giocattoli, farmaci, di tutto e di più. È possibile, visto che andiamo sulla Luna a fare i giretti, di non riuscire a portare questo materiale dove serve? Perché io anche l'altro giorno ho detto, ma come? Ma se arrivano le armi arrivano sempre, comunque, dovunque, anche se sei nel confine del mondo. Perché non arrivano queste cose invece di buttare? Ma costa troppo mandarle. Ma è vero
o c'è un business enorme anche su questo, su queste raccolte, su queste distribuzioni, su queste discariche? Cosa vuoi dire tu che vivi con mano? Sì, la logistica dell'invio è la problematica principale, i costi sono esagerati. Spesso ci troviamo a rifiutare anche dei materiali di seconda mano e tutto, però li dobbiamo non accettare, perché il costo, la spedizione vale più dell'acquisto di uno nuovo. Ed è limitante, ed è fortemente limitante, pur essendo un'organizzazione non governativa, non ci sono sconti sulle tasse, diciamo. E un problema che io vedo in questo è che l'Africa ha poca produzione interna. Cioè tutto quello che arriva in Africa è prodotto da fuori e non c'è un livello di industrializzazione africana in grado di produrre lì in loco. Ci sono pochi paesi che si possono permettere questo lusso, ma fabbriche in Sud Sudan non ce ne sono. Sud Sudan non ha sbocchi sul mare. Come fai a far arrivare le cose? Le devi mettere su gomma, le devi far arrivare quindi in Tanzania, le devi far passare per il Mar Rosso via nave e dopo li devi mandare in aereo. I costi diventano esagerati e non ci sono fabbriche locali, ma neanche per i farmaci in Sudafrica, ma neanche per le macchine. Le macchine che noi utilizziamo giù hanno dei costi che sono esagerati. Non si può andare in giro naturalmente con l'utilitaria per le strade africane, per il lavoro che facciamo noi. Bisogna utilizzare un fuoristrada. L'unica macchina che riesce ad andare per quelle strade sono i fuoristrada. Un fuoristrada costa dai 60.000 euro in su. 60.000 euro in su, fondamentale per fare il nostro lavoro. E questi sono costi che vediamo che sono veri. Lo sviluppo africano, per me vero, partirà quando smetteremo di chiedere all'Africa, ma offriremo e diremo: guardate, si può fare questo, dobbiamo fare questo, e farlo insieme, costruire anche da un punto di vista imprenditoriale sarà molto importante. Allora andiamo a vedere l'Africa e Natale, andiamo a vedere Natale, questo servizio che ha mandato il nostro Giulio Zancanella, poi salutiamo gli ospiti. Andiamo a vedere l'Africa e Natale. Allora Giulio, cosa abbiamo visto? Tanto Natale, prima cosa, perché proprio ti fa capire il Natale. Cosa volevate dimostrare con questo video che abbiamo visto? Questo è il nostro nuovo negozio che sarà aperto per il mese di dicembre in centro a Padova, in via Emanuele Filiberto, numero 9, vicino a Piazza Garibaldi. È un negozio che ci è stato offerto e che siamo riusciti ad addobbare in maniera meravigliosa, grazie a sempre volontari. Un negozio che è aperto dal lunedì alla domenica, 7 giorni, gestito interamente da volontari. Da fargli un applauso, e noi li ringraziamo sempre tantissimo per il servizio che fanno, dove ci saranno tutti i vari prodotti QAM che negli anni sono venuti a crearsi, dalle palline di Natale in stoffa africana, ai vari libri prodotti dal QAM, ai panettoni, tanti panettoni, e tanta gioia, devo dire. Veramente è un negozio che rispecchia l'animo dei volontari del QAM. C'è una bellissima mostra fotografica anche dentro che racconta il nostro lavoro nei 9 paesi in cui lavoriamo, e vi consiglio, se siete di Padova, anche per fare un regalo che ormai credo di
I pigiami per Natale non si regalano più ed è giusto per me fare un regalo che abbia un significato, e il significato non va cercato nel prodotto che si acquista ma nel significato che gli si dà. Quindi anche una semplice matita africana significa aiutare il lavoro del QAM, e questo per me, io personalmente i miei regali ormai li faccio tutti nel nostro negozio. Allora sentiamo magari a Marco D'Ameto, che non riesca a fare il testimonial col suo Mister Sorriso in questo negozio. Cosa ne pensi, Marco? Portare il tuo sorriso perché questo sorriso arrivi poi a queste persone, a questi bambini, a questi ragazzi che non hanno la fortuna di essere qui, di non avere, hai sentito, niente di niente. Ecco, guardate dove studiano, e per fortuna che ci sono questi ragazzi, questo volontariato. Ecco, testimoni in questo negozio a Padova, sarebbe mica male. Cosa ne pensi, Marco? Beh, perché no? Perché no? Io credo che oggi abbiamo condiviso dei messaggi veramente, veramente belli, e che bisognerebbe anche ampliare un po' queste campagne di sensibilizzazione, ecco, un po' per aumentare la vicinanza, ecco, anche fra i diversi popoli, fra le diverse persone, anche nel nostro territorio. Credo che nel nostro piccolo oggi abbiamo condiviso molti messaggi molto belli, molto vicini, e che qualcosa forse riusciamo a portare a casa, ecco, nel nostro piccolo. Anch'io sono convinta di questo. Il problema è che dovete essere voi i protagonisti. Io posso arrivare fin là, poi io vi do il là e voi dovete continuare. Grazie veramente a Marco D'Ameto, poi sentiremo se è andato a fare il testimonial su questo bellissimo negozio di Padova per aiutare questi ragazzi che invece di divertirsi vanno a cercare di portare aiuto a queste popolazioni veramente indifese che non hanno niente. Delle volte nella mia trasmissione parlo di miseria, no, là non c'è neppure quella, non c'è proprio niente. Grazie a Marco D'Ameto, Mister Sorriso Veneto Italia, non solo Veneto, pensate, e soprattutto sentiamo come ci saluta Giulio Zancanella. Giulio, come ci saluti? Però prima vediamo questo servizio, non posso non mandarlo, vediamo l'Africa, periferie, e poi sentiamo i saluti di Giulio. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait plus la guerre ni de division. Et je sais que vous avez un charisme pour travailler avec des pays difficiles et pauvres. Et le pays Centrafrique fait partie de ces pays pauvres aussi. Et je pense que nous ne pouvons que vous encourager à réaliser votre charisme dans les périphériques. Bangui peut être le pied-à-terre pour aller à la périphérique. Ici, c'est la salle d'accouchement. Par mois, on peut faire 40 à 50. Parce que ce n'est pas seulement la ville, mais il y a les gens qui viennent aussi des axes de la périphérie. Nous sommes deux médecins de l'hôpital. Médicaments, zéro. Pas de...
la cosa più terribile in tutto quello che ho visto in 40 anni di Africa, per me, io accetto tutto, accetto la morte per malaria, accetto la morte per tutto. Non accetto ancora dopo 40 anni la morte per parto. La morte per parto è qualcosa che si può azzerare senza avere cose sofisticate, capito? Ma la cosa peggiore per la morte da parto è che è il classico segmento che non fa notizia. L'obiettivo finale è dare una chance a tutte le donne che hanno una complicazione di parto. Veramente grazie a Giulio per aver mandato questi servizi che devono far riflettere. Dicembre, Natale, pensate come vivono queste popolazioni e cosa pensiamo noi di fare invece a Natale. Però è un altro mondo, ecco, forse dobbiamo parlarne di più, dare più notizia, più comunicazione e soprattutto lavorare insieme, assieme. Giulio, un saluto veloce. Grazie Mirella per questo spazio, un saluto a tutto il pubblico di Sveglia Veneti. Io voglio salutare un po' con le parole che ha citato Mattarella di Aldo Moro, che è la fame e la sete di giustizia dell'animo umano. Io credo che sia una cosa da tenere ben presente dentro di noi e che questo Natale, insomma, sia un pensiero profondo, venga fatto anche su questo. Grazie ancora. Grazie a Giulio Zancanella, medici per il QAM, grazie a Marco D'Ameto, Mister Sorriso Veneto Italia, grazie ragazzi, ecco, scambiatevi i numeri, lo farò anch'io se me lo permettete, ecco, in maniera che noi abbiamo bisogno che questi ragazzi, ecco, inizino a fare squadra tra di loro, perché anche questa è comunicazione per aiutare tutte le comunità. Grazie, grazie, pubblicità. Penso che di tutta questa campagna elettorale e anche, come dire, dei quasi 3.000 voti che ho preso, che mi hanno fatto sicuramente piacere, questo sia stato veramente un punto dolens per me, perché forse non mi sono accorta, presa dal fatto di dover fare la campagna elettorale per me, per prendere voti, per insomma avere un successo elettorale, non mi sono forse accorta di una persona che magari mi aveva chiesto aiuto, ma io non l'ho capito. La tragedia di Gianluca Bessegato squarcia il velo istituzionale del Consiglio Comunale di Treviso, quando a prendere la parola è Antonella Tocchetto, che nel suo intervento di apertura, il primo dopo le elezioni regionali che l'hanno vista in corsa con il PD, racconta di aver riconosciuto nel 59enne senza fissa dimora trovato morto in un fossato a Silea, ucciso dal freddo o da un malore, una delle persone con cui aveva parlato in un incontro elettorale. Avevo deciso di fare un aperitivo il 16 novembre nella zona di San Paolo, anche perché mi sembrava giusto, come dire, incontrare le persone che sono in difficoltà, e in quella zona lì c'è tanta gente che è in difficoltà economica, quindi ho fatto questo aperitivo e tra questi c'era anche questo signor Bessegato che purtroppo è stato trovato morto a Silea, e questa cosa stamattina mi ha veramente molto sconvolto, perché io tra la tanta gente che avevo incontrato e che mi erano venuti così a salutare per la mia campagna elettorale, io mi ero accorto di questo, si era anche avvicinato, aveva preso dei miei volantini e probabilmente io non mi sono accorta che aveva veramente bisogno di qualcosa, e quindi ho pensato che fosse uno come tutti gli altri. Una persona umile, il 59enne, un passato nella tossicodipendenza che lo aveva marchiato a vita, negandogli una seconda chance. Quel suo grido di aiuto su Facebook a marzo, come un appello nel vuoto: non ho una lira, sono rimasto solo. Io avevo fatto questo aperitivo e mi faceva anche un po' ridere, perché di solito gli aperitivi elettorali la gente viene lì un po' per capire chi sei. In quel caso lì, insomma, avevo invitato tanta gente ed erano venuti anche a mangiare, perché a volte le persone in difficoltà anche l'aperitivo gratuito è un modo per sollevarsi. Quello era una domenica anche molto piovosa e volevo dare 5 minuti di felicità
solidarietà alle persone che magari agli aperitivi non sono invitate perché hanno ben altri problemi e non hanno i giri che possiamo avere noi, e quindi l'avevo fatto con grande contentezza. Ha chiesto una birra, dei volantini, è rimasto in disparte. Forse l'orgoglio gli ha impedito di chiedere apertamente aiuto. Per Tocchetto un dolore difficile da dimenticare. È stato veramente un colpo al cuore. A volte noi facciamo la politica, non ci rendiamo conto delle cose. Mi sono anche sentita un po' in colpa perché magari potevo soffermarmi più con lui e magari capire che aveva veramente bisogno, fare qualche telefonata, aiutarlo. Allora ecco noi l'avvocato Antonella Tocchetto, con questa esponente del PD trevigiano che ha preso quasi 3.000 preferenze, non piovute dall'alto, no, ma prese porta per porta, caso per caso, perché io lo so per certezza, adesso lo dirà Antonella se sbaglio, ma soprattutto questa politica, questi politici anche nostri. Voi sapete, ve lo racconto sempre, che io ho il Banco Solidale, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico, e se ho visto 4 politici dal 2010 al 2025, che è quest'anno, forse sono anche tanti, non so neanche se riesco ad arrivare a 4. Eppure sono là tutti i martedì, tutti i partiti, perché c'è il Consiglio provinciale ogni 15 giorni. Però questo ascolto, questo andare a vedere oltre la politica, cos'è la povertà, cosa sono gli ultimi, di cosa hanno bisogno, anche i nostri fanno fatica, questa è la verità e bisogna dirlo. Perché la politica è così lontana? Ma tutta in generale, non è? Ecco, questo mea culpa di Antonella Tocchetto, mea culpa che dovrebbero farsi molti, perché non ho visto, non ho capito, perché si pratica poco questo mondo degli invisibili, di quelli che non hanno niente, degli ultimi, anzi danno fastidio. Lasciamo perdere, devo impegnarmi, se do l'ascolto li guardo. Prego Antonella. Tanto allora, complimenti sempre. Grazie. Allora, grazie anche dell'invito, Mirella. Allora sì, è vero, cioè quando si fa politica si pensano alle grandi cose, alle infrastrutture, soprattutto una campagna regionale che è comunque una campagna elettorale molto difficile perché hai tutta la provincia e ti devi muovere molto. E quindi si pensa alla sanità, tutte le cose molto generali. In realtà poi quando tocchi per mano, io perché sono capitata là? Perché un giorno ho detto, boh, fammi vedere un po' mi avevano chiamato delle persone, fatti vedere qui a San Paolo, io vado e mi rendo conto come primo approccio che non è che vedessi i cosiddetti, come diciamo noi, extracomunitari in difficoltà. Sì, per carità, c'erano delle persone, però ho visto tante persone anziane. Caratteristica comune, erano tutte gran parte senza denti, quindi vuol dire che non possono andare da un dentista, e che erano molto in difficoltà e mi parlavano tutti tra pensione normale, pensione di reversibilità, di non arrivare a 1.000 euro al mese. Il dato comune di quella zona lì, tra l'altro, era che a fronte di costi di affitti a 100-150 euro, perché sono prevalentemente case popolari, c'erano dai 4.000 ai 5.000 euro di spese condominiali, alle quali non potevano far fronte e quindi già questa cosa mi aveva molto colpito, perché il riscaldamento non è autonomo ma è centralizzato e le difficoltà di queste persone di far fronte alle spese extra diventa complicato, per cui decido di fare un aperitivo anche per sollevarli. La cosa che, come dicevo prima anche nell'intervento, è che di solito gli aperitivi la gente va là così, ne ho fatto uno in centro, insomma, tra di noi, tra il Partito Democratico, insomma non c'era tanto interesse, mentre lì mi hanno chiesto se c'era da mangiare, quindi avevo già capito com'era la situazione. Faccio questo aperitivo, viene tanta gente, una giornata piovosa, e tra queste effettivamente un paio di persone in difficoltà, e poi mi sono ricordata che c'era anche lui, mi vennero là, mi ringraziarono e mi dissero che volevano avere dei volantini che magari avrebbero fatto delle zone. Io in realtà, mentre mi parlavano, pensavo anche, potrei effettivamente dare a loro anche qualcosa, così mi fanno il volantinaggio porta a porta loro, però c'era gente per una giornata piovosa, poi sei presa da 1.020 e quindi non ci ho pensato. Quando poi mi è giunta la notizia che questa persona era morta e uno di quelli che mi ha organizzato me l'ha ricordato, effettivamente ho fatto mente locale e mi è venuto in mente che cos'è che mi dà questa
questa lezione, che effettivamente chi fa politica da consigliere comunale a consigliere regionale queste cose magari ce le ha ma non le conta più di tanto, che bisognerebbe veramente essere più presenti vicino agli ultimi. Io infatti avevo pensato che nel caso fossi stata eletta avrei sicuramente fatto degli interventi in quella zona, anche magari di qualche aperitivo durante l'anno, perché magari davo un po' sollievo alle persone in difficoltà. C'è molto da fare, perché noi vediamo la città bella, la città ricca con gli appartamenti a 1 milione di euro, poi però basta fare 500 metri o 2 chilometri al massimo, arrivare nelle zone periferiche dove anche i nostri cittadini stanno male. Che cosa si trovi i banchi alimentari? Sì. E trovi il volontariato. Certo, è il volontariato gratuito che poco fa. Allora, infatti sono ottimi queste cose dei banchi alimentari, però pensiamo anche una cosa, che tra tutti quelli che ci vanno, molti non ci vanno perché si vergognano. Abbiamo anche Adelina Pizzo, che salutiamo, Presidente Università degli Studi degli Adulti, collegata con noi Mareno Di Piave. Grazie anche a lei, Presidente. Ecco, cosa vuole dire? Forse qualcuno deve diventare adulto, che forse sono i politici o i politicanti, forse sarebbe utile che andassero all'università degli ultimi, degli invisibili, chi sono, cosa sono, come fare per aiutarli, quali materie trattare. Prego, sì. Presidente, cosa dice? Non so se ha sentito quello che ha detto Antonella, prego. Ci sono tantissime cose da dire e ringrazio soprattutto Antenna 3 e voi per avermi invitata, così potrò parlare della mia associazione. La mia associazione è stata costituita l'11 ottobre del 77 per volontà dell'allora assessore Attilio Battistella, che sicuramente voi vi ricordate di lui. Allora, con la collaborazione di una decina di persone del comune. Da novembre 2022 siamo iscritti al registro nazionale del RUNTS e registro del terzo settore. Operiamo nell'ambito di formazione e produzione di formazione e promozione culturale permanente, con corsi liberi aperti a tutte le età. Promuoviamo lo sviluppo sociale e culturale del Paese. Le forme attraverso le quali intendiamo relazionare le nostre attività possono spaziare dagli incontri bisettimanali del martedì e giovedì, dalle 15 alle 17, tutte le settimanali, con incontri, conferenze e ogni settimana alle visite guidate. Per esempio il 6 dicembre abbiamo una visita a Spilimbergo e Po Fabbro e visita alla scuola del mosaico. Il 16 dicembre la visita al parco archeologico di Oderzo. Insomma, spaziamo in diverse attività. Ferma perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino, poi continuiamo anche se il tempo è pochissimo, velocissimo. Claudio, vai. Sì, buongiorno a tutti. Io ho visto che c'è il consigliere regionale di Tosè Torino. Tocchetto. Non solo consigliere regionale ma comunale. Comunale. No, volevo se si poteva, se a sinistra cominciasse a creare un fronte dove per andare, diciamo così, a parlare con Putin. Perché adesso c'è Crosetto, che è un ex direttore di un SN, che era una joint venture fra Leonardo e praticamente le Fincantieri, che faceva sistemi d'arma, che vuole praticamente portare il servizio militare, vuole riformare l'esercito. Qua c'è aria di guerra, insomma, con la Russia. Grazie Claudio, se no non ce la faccio, ma abbiamo capito la domanda, prego. Sì, allora, lo dico chiaramente, nel senso che in questi giorni qua e oggi le notizie sono molto pesanti, si vuole comunque ritornare alla leva,
militare, per ora non obbligatoria ma di volontariato, però aria di guerra, insomma, si sentono tra le righe sui giornali. Io spero che non sia così, spero che sia, come dire, una notizia che è un po' dal sen fuggita, però certo non chiudiamo bene il 2025 e ci prepariamo a un 2026 dove le guerre continuano a esserci, e questo è veramente molto pericoloso. Tornando a noi, io ho sentito con attenzione la Presidente del gruppo che mi ha preceduto, Adelina Pizzo, però appunto la necessità è che effettivamente si possano aiutare tutte le persone che sono sole, che possano magari intervenire e andare in questi gruppi perché così si sentono meno sole e possono essere più attive. Questo penso che sia molto importante da quel punto di vista là, come la politica in situazioni così gravi deve assolutamente iniziare ad occuparsi degli ultimi, perché sono troppi gli ultimi che non vediamo. Allora Adelina Pizzo, continuiamo veloce perché il tempo è tiranno, a capire, io l'ho già avuta in trasmissione, la conosco bene e guardate che è partito anche tutto da questa donna, quando ha smesso di lavorare ha detto adesso cosa faccio? Prego Presidente. Non c'è più che è stato detto prima. Diciamo che l'Università degli Adulti ha lo scopo di consentire alle persone di stare assieme e socializzare e creare anche delle relazioni anche esterne all'università che acquisiscono poi rilevanza nel tempo, al di fuori dell'ambiente dell'associazione. Noi abbiamo anche un corso di ballo molto frequentato da diverse donne e anche qualche uomo, perché anche gli uomini non si danno a questa disciplina? Perché i orsi mi sa socializzare, glielo dico io, perché dobbiamo essere sempre noi che lanciamo il sasso, ce ne sono di bravi, non voglio sparare nel mucchio, ma la maggioranza. Abbiamo Nadia, vai Nadia, veloce. Ciao Mirella, buongiorno all'avvocato Tocchetto. Buongiorno. Niente, io volevo chiedere all'avvocato Tocchetto, sarà consigliera regionale? No, non sono. Ah, niente. No, sono tra i primi niente, non eletti. Comunque può fare riferimento a queste visite alla Madonnina per avere l'invalidità? Bella domanda. Allora aspetta Nadia, se no non ce la faccio, ha già capito dove vuoi arrivare perché vede lungo. Antonella, prego. Allora, lei apre una ferita per me fortissima. In campagna elettorale, lo dico velocemente, chiamo una mia amica che di solito mi dà una mano, purtroppo non mi risponde, finalmente la trovo, a maggio, 52 anni, a maggio non muove un braccio, gli hanno diagnosticato la SLA e da maggio praticamente ha avuto solo l'invalidità e non riusciamo ad avere qualcosa di in più, tanto è vero che lei vive da sola. Quindi sulla questione che lei ha posto, è una questione di cui mi sto facendo carico in primis non solo per la mia amica, ma perché questa burocrazia deve essere molto più veloce, perché ci sono tante situazioni di difficoltà con malattie rare dove la burocrazia ostacola persone che hanno tempi di vita purtroppo molto brevi e a loro non è consentito di avere vie privilegiate per avere l'invalidità o il riconoscimento anche di un'accompagnatoria. Su questo bisogna agire in maniera velocissima e i consiglieri regionali che sono stati eletti dal mio gruppo sicuramente io li incalzerò perché questo si arrivi in tempi rapidi. Una persona che sta male non può occuparsi della burocrazia e purtroppo quello sta succedendo. Però a Tocchetto bisogna anche dire che anche il Partito Democratico, la sinistra, non è che abbia fatto dei passi avanti in questo, perché diciamocela la verità, non è un problema che è arrivato oggi, è un problema che ci portiamo avanti da anni e nessuno ha mai capito l'importanza invece di sburocratizzare e di dare una mano a queste persone che non devono essere loro, che vanno ai servizi sociali a vedere dai burocrati. Sono questi che sono pagati da noi che dovrebbero risolvere questi problemi, mettersi insieme e fare squadra, capire cos'è la comunicazione per aiutare le famiglie. Adelina, come ci saluta? Un minuto. Io mi riallaccio ai nostri corsi. Il corso di ballo l'ho detto prima. Abbiamo corsi di inglese e corso di spagnolo.
Di inglese ne abbiamo addirittura 3, il base, il secondo e l'avanzato, e quindi è molto frequentato anche questo. Poi cosa posso dire? Basta perché non ho più tempo, ma la inviterò personalmente, Presidente verrà qui personalmente a spiegare perché bisogna andare avanti, parlare, tanti non conoscono neppure questa associazione, siamo tutti divisi. Un secondo per salutare, con quale messaggio? Allora, sicuramente io incalzerò i nostri consiglieri regionali affinché siano presenti sulle questioni che riguardano soprattutto la sanità e il sociale e l'aiuto come dire, nel lavoro che dovrà essere fatto per sburocratizzare. Certo, noi non governiamo da tanto tempo la Regione Veneto, ma questo dovrà essere il punto di partenza. Per il resto speriamo che non ci siano venti di guerra, che il 2025 si chiuda in pace e che il 2026 si apra con la pace. Sono parole, come dire, di circostanza a volte, però noi insistiamo perché effettivamente si realizzino. Grazie Avvocato Antonella Tocchetto, consigliere comunale, capogruppo del PD a Treviso, ecco, in comune di Treviso. Grazie Adelina Pizzo, Presidente Università degli Studi degli Adulti a Mareno di Piave. Non annoiatevi, non siate pigri, andate e contattate anche Adelina Pizzo e divertitevi. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro segno a chi l'abbiamo dato. Grazie. Ciao grande famiglia, siamo con Michela Stocco, che voi avete già visto, è una mamma che ha bisogno del nostro aiuto, ce la sta mettendo tutta, ma non ce la fa. Non è arrivato nessun aiuto economico e si sta muovendo per fortuna da ieri qualcosa a livello sanitario, perciò qualcosa si è mosso e io penso che bisogna, oltre a questo, aiutarla economicamente, perché Michela non ce la fa. Ha 3 ragazze, 3 minori, e adesso vi spieghiamo, per chi non conosce Michela, chi è Michela. Prego Michela. Allora, Michela Stocco, 3 ragazze, 3 minori, quanti anni? Allora, 17 e mezzo, 14 e 5 anni. E 5 anni. Il problema grande è la bambina di 5 anni. Sì. Da cosa è affetta questa bambina? Allora, è affetta da encefalite erpetica causata da un virus. L'ha avuta da neonata e poi era guarita, è andato tutto bene e nel 2016 è ritornata e è tornato il virus, però purtroppo questa volta ha danneggiato la parte destra del cervello della bambina. Ed è un dramma perché questa bambina sta lottando, tu ti senti molto sola e abbandonata, non riesci a capire cosa fare. Mi hai chiamato anche l'altro giorno dicendo: Mirella, aiutami, non so più chi chiamare, cosa fare, perché non riesco a capire come aiutare la mia bambina. I medici non si spiegano bene e io non so più cosa fare. Cos'è questa malattia e cosa comporta, Michela? Allora, questa malattia è una malattia rara. Non la conosco bene, è molto rara, però ci sono altri bambini che l'hanno avuta. È difficile da trovare una cura. E adesso stiamo cercando di vedere anche con la bambina come fare per avere purtroppo devono assumergli dei farmaci, però non tutti vanno bene questi farmaci, quindi bisogna trovargli quello giusto anche per lei. E questa malattia comporta il fatto che lei ha problemi di comportamento. E ha 5 anni, però sembra una bambina di 2 anni, ha dei comportamenti da bimba piccolina e non c'entra l'intelligenza perché è molto molto intelligente e ha altri problemi. E quindi adesso io li sto dietro. Cioè tu devi seguirla 24 ore su 24, questo è il problema di questa bambina, non puoi lasciarla da sola perché può farsi anche male. Esatto, può farsi male e si fa anche male perché a volte manca anche di equilibrio quando la testa non sta bene. Ovviamente se la testa non controlla il corpo va per conto suo. Come mai non ti arriva questa accompagnatoria in un caso così estremo? Allora, adesso io ho fatto la richiesta per la legge 104 dell'invalidità civile, da pochi giorni ho fatto la richiesta all'INPS e quindi adesso bisogna aspettare. Perché prima non avevi fatto questa richiesta, Michela?
e non sapevo perché non ero cosciente di queste cose, me le hanno dette alcuni medici e quindi quando ho saputo mi sono attivata subito. Capite cosa vuol dire anche la mancanza di informazioni, tanti sportelli, ma alla fine questa mamma si è ritrovata solo e soprattutto a non capire cosa poteva fare perché nessuno diceva niente. Ma i servizi sociali del tuo comune come si comportano? Cercano un po' alla volta, diciamo, di aiutarmi un po' economicamente con dei contributi e poi più di quello non è che possono fare, però io apprezzo anche il piccolo aiuto che possono darmi perché comunque posso anche avere dei bonus, delle cose per i libri delle ragazze che vanno a scuola o per i buoni mensa della bambina piccola. Allora, spiega bene quanto importante è per te il reddito di cittadinanza, perché qualcuno forse non ha capito che non ci sono solo furbetti o pochi, ci sono veramente delle persone, delle famiglie, delle mamme come te, che questo reddito di cittadinanza diventa indispensabile. Cosa vuoi dire, Michela? Vuol dire tanto perché quando sei in difficoltà così e hai bollette da una parte, c'hai le spese da un'altra e tante altre cose che si accumulano, quando vedi un spiraglio di luce dici finalmente riesco a slegarmi da queste spese che per me è un peso ogni volta sulle spalle, è come uno zainetto pieno di pesi. Quando riesci a togliere questo dico grazie a chi devo ringraziare, anche il Signore perché mi aiuta sempre e finalmente respiro un pochino. Quanto faticoso è per una donna come te, separata con questi problemi, soprattutto con questa gravità di questa bambina, comunque riuscire a dare speranza anche alle altre ragazze, perché devono crescere serene, devono avere il necessario ma quello giusto. Secondo te cosa vorresti chiedere, Michela? Agli umani più di tanto niente, posso solo chiedere a Dio, che è quello che mi sta aiutando in questo momento, che Lui so che mi ascolta, e che le mie figlie stiano bene, soprattutto in salute, e quando stanno bene loro la mamma sta bene. E allora, perché tu stia meglio e finalmente hai avuto il coraggio veramente di venire al Banco Solidale, di chiedere aiuto, non è cosa da poco, però hai capito che era un aiuto importante, noi ti diamo l'assegno che adesso prendo. Questo è l'assegno, Michela, della grande famiglia di Rete Veneta, che vuole starti vicino, che noi abbiamo sempre detto quando siete agli estremi, che proprio non ce la fate, chiamateci, quello che possiamo, ma io penso che sia molto importante questo aiuto. Cosa vuoi dire alla grande famiglia? Vi ringrazio tutti, anche questa volta, passerò una bella Pasqua. Grazie a tutti. Ecco, e allora facciamo anche un saluto al piccolo Joe. Cosa dici? Perché tu l'hai vista, è una cosa da non credere. Cosa vuoi dire al piccolo Joe e alla sua mamma? Ciao Joe, ti saluto, ti do un bacione grande e ti sto vicino. E a mamma Erika cosa vuoi dire? A mamma Erika coraggio e forza. Ti sei commossa? Sì. Cara. E noi allora vi diciamo grazie veramente a questa meravigliosa grande famiglia, e anche questa settimana abbiamo aiutato una mamma in forte difficoltà. Forse è proprio l'ora delle donne, di riscattare queste donne che non hanno nessuna colpa, solo di essere un po' sfortunate. Ciao.